Ecco, attenzione, aspettiamo che prendano bene. Allora, Surron, Lusevera, Bilerio, Borgo Erba, Collerumi, Samardegna. Questa è la prima batteria. Attenzione, vi ricordo. Guardate che belle fiamme, che spettacolo. Aspettiamo ancora Borgo Erba, Collerumi, Samardegna che non hanno preso fuoco. Vediamo gli addetti, i due Grisù, eccoli là. Guardate com'è, sono specialisti nell'accensione del carri, eccoli qua, li chiamano i gemelli del fuoco, eccoli là. Oh, vabbè, due Adriani, attenzione. In difficoltà Samardegna, soffiamo, ecco, molto bene, vedo anche il Surron che Lusevera, bello anche il fuoco di Bilerio. Attenzione, vi ricordo blu, bianco, marrone, rosa, giallo, viola. Aspettiamo ancora un attimino, un attimo ancora a destra. Allora no, dovete guardare la bandierina rossa, non sentire la mia voce. Mi raccomando, attenzione, tutti dietro il canapì, attenzione. Sta per partendo la prima batteria che è Surron, Lusevera, Bilerio, Borgo Erba, Collerumi, Samardegna. È partita la prima batteria, molto bene Bilerio, anche Surron, Borgo Erba. Attenzione, ancora, il grande vantaggio per la nostra Bilerio e Borgo Erba. Borgo Erba quasi al cambio, attenzione. Molto bene anche, però sta recuperando ancora Collerumi, ancora Surron, Collerumi, Lusevera, no, anzi al cambio è Borgo Erba al cambio, vediamo che stanno rientrando in questo momento, si è già cambiato Borgo Erba, Bilerio e anche Samardegna in recupero, però Collerumi davanti a tutti, vediamo che è rosa, e Borgo Erba, guardate che sprint, vediamo, è lui, attenzione, guardate che distacco, ci sarà un altro cambio, attenzione, vediamo Borgo Erba, attenzione, molto bene, dietro di lui invece è Collerumi, ecco qua i campioni, Collerumi, si vedono qua i campioni, Collerumi, Borgo Erba, Bilerio, questo è il trittico che dà il cambio, ecco vedete che c'è il cambio dietro del braciere, molto bene, via, ecco Collerumi, al cambio Borgo Erba in difficoltà, Bilerio, è arrivato anche Lusevera, ha recuperato un po' il viola Samardegna, in grave ritardo è il bianco Lusevera. Attenzione, è il trittico davanti, abbiamo detto che Collerumi, Borgo Erba e Bilerio. Allora si resta così, forse questi sono i tre carichi al danno finale. C'è un grande recupero però, devo dire, anche del viola di Samardegna. Attenzione, però c'è il cambio, Collerumi al cambio, buono cambio effettuato da Collerumi, ecco dietro di lui c'è ancora Borgo Erba, in difficoltà Bilerio, sta recuperando ancora, però vediamo, sempre loro, ecco qua, guardate Collerumi con questa andatura di noccolata, è già qui alla Marinelli, attenzione, ecco Collerumi, campione uscenti Collerumi, guardate la sforza che sta facendo Borgo Erba sta portando Collerumi, Bilerio è dietro, Bilerio è terzo, però ecco, guardate lo spettacolo, signori, molto bene, devo dire l'applauso a Collerumi ha recuperato molto bene Borgo Erba e arriva anche terzo Bilerio. Questi sono i tre finalisti, attenzione però, facciamo un applauso, guardate la difficoltà, c'è una salita, non sembra ma c'è un falso piano, facciamo un applauso anche al blu che ha recuperato molto bene il Surron, è arrivato anche il bianco Lusevera, è in grave ritardo ma prende lo stesso il grande applauso di tutti, eccolo qua, il viola che è Samardegna, bravo Samardegna. Mentre partono gli sbandieratori, vi ricordo adesso mi daranno la verifica i giudici di gara di chi è arrivato fra i primi tre. Secondo me, abbiamo visto anche nel video, è vero? Abbiamo visto in questo momento che arrivano nell'highlights che ci sono arrivati, che abbiamo visto che è arrivato chiaramente Collerumi, Borgo Erba e Bilerio. Vediamo adesso la conferma.